Vincere per dare un segnale in vista del rush finale del torneo nella 23esima giornata del campionato d'eccellenza. Il Vittoria affronta il Città di Aci Sant'Antonio. Dopo il pareggio per 2-2 sul campo del Rosmarino, i biancorossi affrontano la sfida con in panchina il nuovo tecnico Nicola Terranova. Squadra ospite invece alla ricerca di punti preziosi per tirarsi fuori dalla zona play-out. Nel weekend scorso successo fondamentale per gli etnei grazie al 2-0 sulla Ionica. Grazie all'ausilio e l'immagine a cura di Andrea Martorana passiamo a raccontarvi il film di questa sfida completo bianco-rosso a strisce verticali per i padroni di casa, completo bianco-azzurro per il Città di Aci Sant'Antonio. Prima occasione di marca biancorossa al nono con Iezzi che si accende a sinistra, mette il turbo, salta un avversario, ne elude un secondo prima di mettere a rimorchio D'Aleggio che spara alto con il mancino. Risposta Cese che arriva dopo un giro di orologio con un destro dalla distanza che non crea grattacapi a Cirnigliaro. Assai più pericoloso 2 minuti più tardi il mancino di Catania che anticipa Slojkowski. Cirnigliaro di gran carriera si distende alla sua sinistra e blocca la sfera. Al 20esimo sventagliata parabolica di Lonigro che pesca l'inserimento di Romero, tiro cross che si spegne sul fondo, occasionissima per gli uomini di mister Terranova. Gara vibrante al Gianni Cosimo dal piazzato di Catania, sfera che orbita al limite da un calciatore ospite va al volo mettendo i brividi a Cirnigliaro. Vittoria che prova a sfruttare la velocità dei propri esterni con Esposito che sfrutta un retropassaggio sbagliato, salta Di Martino ma si trascina la sfera oltre la linea di fondocampo. Trascorrono 6 minuti al rientro in campo e le formazioni nella ripresa. Il Vittoria trova l'episodio chiave per sbloccare questa partita. Destro pennellato di Esposito per l'incornata imperiosa di Capitan Sferrazza che leva le castagne dal fuoco e porta in avvantaggio la compagine di mister Nicola Terranova che subito dopo opera il primo cambio con Fortunato che rileva Leggio. Al 65esimo si riaccende Beppe Iezzi che danza sul pallone a sinistra, cross all'indirizzo di Dos Santos che nel tentativo di battere a rete travolge un avversario. Secondo cambio per i locali con Esposito che lascia campo a De Jesus al 66esimo, poco dopo tocca a Diop prendere il posto di Romero. Si mettono subito in moto in entrati, sventagliata di Fortunato per Iezzi, sempre molto aperto a sinistra, il quale premia il taglio interno di Diop che non riesce a battere a rete. Aci Sant'Antonio alla ricerca del pari, Vittoria che può sfruttare gli spazi in ripartenza 4 contro 3 con De Jesus che allarga da Vitiello, cross sul secondo palo per Iezzi che non riesce a servire in area a Dos Santos. Ospiti che provano ad alzare il baricentro senza però creare pericoli dalle parti di Cirnigliaro che raccoglie un traversone leggibile dalla tre quarti di Licciardello. Vittoria che dall'altro lato può chiudere al 92esimo, piazzato telecomandato di Diop che si schianta all'incrocio dei pali, non accade più nulla al Gianni Cosimo, triplice fischio liberatorio, il Vittoria ritrova i 3 punti grazie all'incornata di Sferrazza, miglior esordio non poteva sperare mister Nicola Terranova. Un saluto allora amici appassionati e appuntamento come al solito alla prossima.